abbiamo gli studiosi perché il sardo credo non capiscano, quindi sono due parole per dire che queste due parole sono state scritte per il luogo che ospiterà questa grande speranza, ma anche per la gente che lo ha amato e che lo ha conservato così com'è, immacolato, fino ad oggi, e ve lo sta consegnando, perché Immacolata rimanga nel sentimento, e quindi grazie a quelli che lo hanno amato ieri, grazie a quello che lo amano oggi, per farne una speranza di poter comunicare con le stelle sicuramente, ma anche una speranza di pane per chi qui rimane. In un luogo di luce, a Pranesangone, sei un luogo di luce, e oi noi, quasi antaspassus de un iso antico. Borrare noi ed ingundeni, con isperas in su voro e su vostro avetto, parendo vassos a meres estrangios e stracias, e si vincada un gerro ancora ancora. Sei un luogo di luce, pospunda in largo l'anche di adobio e abrandai su scurino connoto, chi imbordi ad ogni aspetto e su cantuso culturale. E sei una canzone longa de spera in saita mia tesori, poi non sia prutisi spero de tempos elevani, ma indi dolore di sujeito de voltoso. E tensi, isala da spaniata dessa libertà di nostra, chi mai a serrao a crai su govi levio, palompi a callacana smorroiali, onai a mondo nosa s'intrarà. Basta la no, non c'è bisogno. Grazie Cristina. Grazie Cristina. La poesia di Cristina, come dire, l'espressione poetica ci introduce